Ciao e bentrovati a tutti. Preparo una crema pasticcera che mi servirà per farcire una tortina per San Valentino. Gli ingredienti di cui ho bisogno per preparare la crema sono 3 uova intere, 4 cucchiai di zucchero, la punta di un cucchiaino di vaniglia, 30 g di amido di mais e 300 ml di latte che adesso porto sul fuoco e faccio bollire e nel frattempo lavoro uova con lo zucchero e la vaniglia. Dopodiché aggiungerò anche l'amido di mais e non appena il latte inizia a bollire verserò il tutto nel pentolino affinché la crema si addensi. Intanto che la crema pasticcera raffredda ho messo un bicchiere d'acqua in un pentolino. Ho preparato 4 cucchiai di zucchero e adesso porto a bollire, preparo uno sciroppo. Appena prende a bollire che si è sciolto lo zucchero, spengo il fornello e verso la scorza d'arancia di un'arancia intera. Qua ho un piccolo pan di spagna appena preparato e poi iniziamo ad assemblare il dolce. Lo sciroppo al gusto arancia è pronto. Adesso lo lasciamo raffreddare. Nel frattempo ho montato circa mezzo litro di panna. Ho versato circa 3 cucchiai di panna montata nella crema e preparo una chantilly. Ho tagliato la torta, adesso inizio a farcirla. Ho messo lo sciroppo, la mia bagna all'arancia, dentro un contenitore col beccuccio fine e vado a bagnare. Bagniamo il giusto, non esageriamo perché altrimenti poi dopo la torta non regge e si rompe. La bagna, dentro una sacca ho messo la mia crema chantilly, vado a tagliare con le forbici e parto a riempire tutta la base. Ho sciolto anche del cioccolato fondente, l'ho messo anche lui dentro una sacca. Vado a tagliare la punta, copriamo col pan di spagna e bagniamo con la bagna. La bagna si può fare anche alcolica, magari con un po' di maraschino o un liquore a scelta. Quello più indicato a parere mio e secondo i miei gusti è quello al maraschino. Io ho preferito preparare una bagna analcolica con la scorza d'arancia, al gusto d'arancia. Ho fatto dei segni sulla torta, 2 obliqui e uno sul dritto, perché adesso vado a tagliare e a metterli qua. Una volta ripulito il vassoio, vado a stuccare con la panna montata. Dopo aver stuccato completamente la torta non è necessario fare delle rifiniture belle fini perché adesso andiamo alla decorazione vera e propria. Ho ripulito il vassoio, adesso andiamo avanti. Con del colorante alimentare marron vado a colorare la panna che mi è rimasta. Ho riempito una sacca poche con la panna colorata. Ho messo un beccuccio piatto con un lato rigato e adesso andiamo a preparare la decorazione per la torta.
Con il cioccolato sciolto ho messo un vassoio con carta forno e adesso vado a preparare un mezzo cuore. Cerco di farlo uguale alla stessa misura della torta. Mezzo cuore di cioccolato adesso lo metto in congelatore per qualche minuto, si deve solidificare. Mi raccomando, non fatelo troppo sottile perché non si deve spezzare. Nel frattempo ho lavato e asciugato dei frutti rossi. Questi frutti rossi li vado a posizionare anche qualcuna intera come le fragole. Ho lavato e pulito anche le foglioline e vado a sistemarle sulla torta. Ora con un beccuccino a stella vado a rifinire questo lato della torta, questo bordo. Il mezzo cuore di cioccolato è pronto, si è solidificato, adesso lo vado a mettere sulla torta. Ora rifinisco i bordi sotto e dopo la torta è pronta. Ed eccola qua, la mia torta per San Valentino è pronta. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale.